Il grido dei poveri diventa ogni giorno più forte, ma ogni giorno meno ascoltato, sovrastato dal frastuono di pochi ricchi. Con queste parole Papa Francesco si è rivolto ai fedeli durante la messa celebrata nella giornata mondiale dei poveri. Il Papa ha ricordato che l'ingiustizia è la radice perversa della povertà e che dinanzi alla dignità umana calpestata il cristiano non può rimanere indifferente, ma deve lasciare i porti sicuri, gli ormeggi dell'autoreferenzialità per andare incontro a Dio, al prossimo, i veri tesori della vita. Il grido dei poveri è il grido strozzato di bambini che non possono venire alla luce, di piccoli che patiscono la fame, di ragazzi abituati al fragore delle bombe anziché agli allegri schiamazzi dei giochi. Il grido di anziani scartati e lasciati soli. È il grido di chi si trova ad affrontare le tempeste della vita senza una presenza amica. È il grido di chi deve fuggire, lasciando la casa e la terra senza la certezza di un approdo. È il grido di intere popolazioni, private pure delle ingenti risorse naturali di cui dispongono. All'Angelus Francesco ha ricordato che l'esistenza personale e dell'umanità ha un fine da raggiungere, l'incontro definitivo con Gesù. Per questo il Papa ha esortato a prestare attenzione a quanto abbiamo realizzato in questa vita, credendo alla sua parola. Con noi porteremo solo quello che abbiamo donato. Furbizia e denaro non serviranno quel giorno. Con noi soltanto porteremo quello che abbiamo donato, quello che abbiamo dato. In occasione della giornata mondiale dei poveri, dopo la messa e l'Angelus, il Papa ha pranzato con circa 1500 bisognosi in aula Paolo VI. Dio benedica ognuno di noi, benedica i nostri cuori, benedica le nostre intenzioni e ci aiuti ad andare avanti. Amen. E buon pranzo.